Governatore, già dal colpo d'occhio si può dire che ancora prima che arrivi nei corridori sia un grande successo. Sì, lo Zoncolan diventa la capitale dello sport, ma anche la capitale delle comunità, la capitale della socialità, e ovviamente questo non può che fare bene alla nostra regione, perché diventa un momento per far conoscere i nostri magnifici territori. Ormai questa è diventata una tappa fissa e quindi ovviamente per noi è solamente da valorizzare e renderla ancora più grande. Al di là dello sport, l'aspetto turistico, tantissima gente, tantissime televisioni, il Friuli Venezia Giulia che viaggia con il Giro d'Italia in tutto il mondo. Esatto, iniziative come queste servono sicuramente per lo sport, ma come giustamente ricordava serve per conoscere i nostri territori. Dobbiamo anzi sfruttare la scia di questi eventi per far vedere le nostre bellezze, che dopo camminano con le loro gambe, ma sfruttiamo questi eventi per farle conoscere, perché tanta gente in più arriverà, e già adesso sono migliorati i dati sul turismo, ma siamo convinti che possiamo renderlo strutturale anche diciamo indifferentemente dalle situazioni internazionali che in questo momento ci hanno agevolato. Il Giro d'Italia ormai è di casa in Friuli Venezia Giulia, possiamo dire che ci sarà ancora Friuli Venezia Giulia nelle tappe future? Il nostro obiettivo è questo ovviamente, ma una cosa in prospettiva negli anni. Noi Friuli Venezia Giulia ovviamente ormai è diventato la casa del Giro d'Italia, è iniziata nel 2003 nello Zoncolan e quindi vogliamo ovviamente che prosegua, ma come dicevo mi piacerebbe anche potenziarlo.